Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio dare gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del nostro Napoli. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati e vi ricordo, se volete, di abbonarvi per sostenere la nostra redazione ed interagire in prima persona con noi. Detto questo, iniziamo. Come vi ho detto nell'intro del video, oggi vi voglio dare gli ultimi sviluppi di mercato relativi al nostro Napoli, che si sta rafforzando, sta cercando di rafforzarsi in vista della prossima stagione. Quindi signori, vi svelo che, come riportato anche da Alfredo Pedullà, il Napoli sta spingendo parecchio per due profili, uno che milita in Olanda, il secondo che milita in Italia. Allora, partiamo dal primo. Il primo nome è Paixão, giocatore del Feyenoord, trequartista ala, molto rapido, veloce, brasiliano. Lo avrete sicuramente notato nella sfida di Champions dell'andata contro il Milan, dove ha letteralmente portato a spasso l'intera rosa rossonera. Il costo all'inizio dell'anno, all'inizio della stagione, era di circa 10-15 milioni, ma le prestazioni sempre più convincenti dell'esterno brasiliano hanno fatto lievitare letteralmente il costo del suo cartellino, facendo arrivare a una richiesta del club olandese di circa 30 più 5 di bonus, quindi signori siamo sui 35 milioni di euro. È lui il vero primo nome della lista di Antonio Conte e di Mannai per rafforzare il reparto offensivo orfano di Kvaratskhelia. Quindi signori, secondo me, come vi dico sempre, vi do la mia opinione, un giocatore molto ma molto valido, soprattutto per il prezzo, perché mentre per Garnacho e De Jemi partiamo dai 45 per arrivare fino a 70-80 di Garnacho, con Paixão, un profilo comunque giovanissimo, ce lo portiamo a casa con 30 più magari 5 di bonus facilmente raggiungibili per la società olandese. Tutto il resto sarebbe oro colato, perché ci garantirebbe di spendere le risorse per un altro colpo che tra un po' vi svelo, considerando anche, ragazzi, che Osimhen ci porterà con ogni probabilità nelle casse 75 milioni di euro. Quindi ecco, il Napoli tra Kvaratskhelia a gennaio e Osimhen a circa 160 milioni di euro spendibili facilmente. Soprattutto abbiamo anche gli introiti derivanti dalla Champions League. Detto questo, signori, passiamo al secondo colpo, confermato anche da Alfredo Pedullà. Ebbene sì, il Napoli non molla Comuzzo, nonostante gli ultimi aggiornamenti di calciomercato che vi abbiamo dato, tra l'altro anche ieri se non erro. E il Napoli punta ancora molto ma molto forte su Comuzzo, giocatore della Fiorentina. Non eravamo riusciti a chiudere il colpo a gennaio, perché comunque Commisso chiedeva 40 milioni e non si scendeva. La cosa però potrebbe cambiare in vista del prossimo mercato estivo. Comuzzo comunque vorrebbe fare un salto di qualità e il Napoli di Antonio Conte rappresenterebbe il palcoscenico giusto per le sue ambizioni. Allo stesso tempo noi proseguiremmo con questo rafforzamento di italianità del nostro Napoli. Quindi signori, Paixão più Comuzzo, le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal nostro Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato. Voglio sapere però cosa ne pensate voi, se secondo voi sono due colpi giusti per il nostro Napoli. Grazie per essere stati con noi.